Io l'ho conosciuta un po' di anni fa, sono stata anche nel suo negozio un po' di volte, ma accogliente, ha presente di incontrare una persona eccezionale, favolosa, che ti mette a tuo agio, e che- Sorridente. ma bella, il sorriso, piena di vita. Io oggi quando l'ho saputo chiedevo a mio marito, Cinzia chi? Quando mi ha detto la parrucchiera, cioè io sono rimasta, cioè, non sorpresa, malissimo, perché dai per scontato che sono quelle persone piene di vita, piene di... A lei, no, non è possibile. Poi ho pensato subito a Irene, alle figlie, cioè... Mai un problema, mai un litigio, non si capisce cosa sia accaduto. Ma per quello che so io no, però come le dicevo tante volte, queste cose che succedono, cioè non vieni mai a sapere, sembrano quelle cose nascoste in casa che nessuno ne vuole parlare. Magari queste donne, però mi metto anche nei loro panni, per non parlarne non è mica facile, giusto? Lei ha detto se n'è andato via una Metto parte. via un pezzo di sole, un pezzo di vita gioiosa, un pezzo di... E io stasera le prime preghiere sono per lei, per la Cinzia. Perché poi le persone, tante volte non serve frequentarle tutti i giorni, sai? Anzi, forse hai un rapporto ancora più bello, no? Più sincero, no? E io Cinzia non è una signora che io, però mi è bastato quel poco conoscerla, una persona bella, positiva. Le senti subito a pelle le persone, no?